Si è svolto stamani presso il MUDIAG, Museo Diocesano di Agrigento, un convegno dal titolo Turismo sostenibile, le buone pratiche del territorio, con la presenza del Ministro del Turismo, onorevole Massimo Garavaglia. L'iniziativa è servita per fare il punto sull'evoluzione del turismo sempre più proiettato verso la sostenibilità e la valorizzazione ambientale come attrattore territoriale, i progetti, le buone pratiche e la visione di Agrigento turistica del futuro. È chiaramente una meraviglia, questo lo sappiamo, e soprattutto sta dimostrando delle potenzialità ancora inespresse, nel senso che la vera sfida qui è far fermare i turisti più giorni e ci sono tutte le possibilità. Penso che da questo convegno verranno degli spunti utili proprio in questi termini. Il weekend di Ferragosto, tra i tanti siti archeologici della Sicilia, la Valle dei Templi è stata quella che ha raggiunto il massimo numero di visitatori, quindi diciamo conferma ancora quanto l'hai detto. Sì, quest'anno farà ancora 1 milione di visitatori, se non di più, come nel 19 che è stato l'anno record, però ci sono ancora grandi possibilità. Ieri ne parlavamo col direttore, con i responsabili del sito, c'è la possibilità di distribuire meglio il flusso turistico anche negli orari, sono bellissime le iniziative all'alba, penso che avranno sempre più successo, e così come anche distribuirli nel corso di tutto l'anno. La fortuna che c'è qua, che non è cosa da poco, che si può venire tutto l'anno. Ma i dati lo dimostrano, l'ha dichiarato anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, ultimamente anche l'Istat. Il PIL italiano tiene nel secondo e terzo trimestre proprio grazie al turismo, che ha dei numeri oggettivamente incredibili, quindi l'obiettivo è di superare i numeri del 2019, che è stato l'anno record del turismo italiano, e se riusciamo a superarli nel 2022, tenendo conto che i primi 4 mesi c'erano ancora le chiusure, vuol dire che stiamo andando davvero molto bene. Però non dobbiamo accontentarci, questa è per noi la base di partenza. Ricordiamo sempre che l'Italia è il paese più cliccato al mondo a gennaio, siamo i numeri 1 nei desideri. Purtroppo però siamo solo quinti negli arrivi di stranieri e quindi abbiamo enormi margini di miglioramento. Prego. Per sviluppare l'attività del turismo cosa avete fatto come governo Draghi e cosa lasciate? Insomma, il governo tra qualche mese purtroppo finisce, cosa lascerà o a lei o al suo successore? Ma in particolare cosa avete fatto in questo momento? Allora, 2 fasi. La prima fase era la fase problematica delle chiusure e lì sono stati distribuiti miliardi di euro, alla fine messo tutti insieme siamo sopra i 6 miliardi di euro per tamponare un calo di fatturato che è stato oggettivamente drammatico, però questo è il passato. E poi abbiamo costruito per il futuro, come? Sostanzialmente su 2 pilastri. Un pilastro è il digitale, perché sappiamo benissimo che oggi tutto si muove col telefonino, col digitale, e la generazione X, cioè i giovani, gli ultimi nati, e sono 2 miliardi nel mondo, quelli nati dal 99 in poi, 2 miliardi, ci accontenteremmo che 1 miliardo venga in Italia, abbiamo risolto i problemi da qui all'eternità, giusto per essere chiari, però parlano il linguaggio digitale, quindi il grosso investimento è sul digitale. La seconda parte è cercare, anzi abbiamo il dovere di migliorare la qualità dell'offerta, abbiamo investito tantissimo nella riqualificazione delle strutture ricettive, tant'è che stanziati 900 milioni di euro dal Ministero abbiamo avuto richieste per 3 miliardi. Per cui vuol dire che qui c'è tanta voglia di investimenti e noi lo vediamo in particolare in quest'area, in questa zona della Sicilia. Investimenti privati di qualità innalzano la qualità di tutte le strutture. Noi dobbiamo puntare su questo. Turismo sostenibile, oggi questo è il tema, diciamo, del dibattito. Perché il futuro sta nel turismo sostenibile, Ministro? Non è una moda la sostenibilità. Abbiamo organizzato con l'Organizzazione Mondiale del Turismo, con l'ONU e il Ministero del Turismo, il primo congresso mondiale del turismo giovanile a Sorrento un mesetto fa. Sono venuti giovani da tutto il mondo, dalle isole Cook in mezzo al Pacifico fino al Sud America,
E quello che ci hanno insegnato questi ragazzi, perché noi dobbiamo imparare da loro, è esattamente questo: loro sceglieranno le destinazioni sulla base della sostenibilità. Sostenibilità vuol dire tutto, vuol dire pulizia, non avere la spazzatura per strada, vuol dire non sprecare cibo, vuol dire chiaramente rispettare l'ambiente e non consumare troppa acqua e troppa energia. Ecco, i giovani del futuro scelgono le destinazioni sulla base di questo. Oggi ad Agrigento un importante momento con la presenza del Ministro nazionale del turismo, ecco, come turismo sostenibile. Una delle raccomandazioni che faceva il Ministro nella sostenibilità dell'offerta turistica è quello delle città pulite. Ecco, ultimamente, Sindaco, la nostra città su questo soffre un po'. Sì, soffre un pochino perché il contratto che abbiamo noi è un contratto capestro, fortunatamente nel 2023 andrà a scadere, già noi stiamo prendendo dei provvedimenti con dei rimborsi per ora stagionali, ma già abbiamo quasi in cantiere il nuovo contratto proprio esclusivamente per una massima pulizia della città e per dare un servizio anche ai nostri turisti. Nonostante questo, la Valle dei Templi ha superato tutti i record di visitatori durante la pausa, il weekend di Ferragosto. Sì, ieri sera io proprio ho fatto visita alla Valle Tempio accompagnando il Ministro. Ieri sera hanno registrato soltanto nella giornata di ieri fino alle 21 7.500 turisti soltanto, quindi in una giornata ancora non completa, quindi questo è un bel numero, un grosso numero, vuol dire che il turismo qui ad Agrigento è fortemente ripreso. Agrigento è una meta turistica, Agrigento è una vocazione turistica, cerchiamo con mille sforzi proprio come dicevate poco fa, di dare quei servizi che il turista giustamente pretende. Siamo onorati di accogliere il Ministro del Turismo qui al Museo Diocesano nel percorso dell'itinerario Arte e Fede che comprende la cattedrale, Santa Maria dei Greci, il museo, l'antiquarium. È un passaggio dovuto e doveroso nei confronti della città che nel Colle esprime tutta la sua magnificenza, la sua grandezza, la sua ospitalità, l'accoglienza turistica. La diocesi ha fatto in questi anni grandi passi nel turismo e nel turismo sostenibile con i diversi progetti, non per ultimo il Modibus per la città, e allora è un momento di confronto che permette di dare visibilità ad Agrigento ma anche di poter ascoltare e proiettarci in avanti con nuove intuizioni e progetti da portare avanti per la valorizzazione del nostro patrimonio, del nostro territorio. Distretto turistico Valle dei Templi, la DMO oggi è presente a questo incontro con una proposta attiva e fattiva. Il distretto turistico Valle dei Templi, la DMO del nostro territorio, è orgogliosa di poter accogliere il Ministro del Turismo al quale noi presenteremo il nostro territorio per l'appunto e questo progetto che è la Costa del Mito, che è questo tratto di costa che va da Selinunte a Gela e che vede in Agrigento il suo baricentro. Abbiamo già chiesto degli impegni formali al Ministro e al Ministero che chiaramente continuerà la sua azione in continuità a prescindere dalla scadenza elettorale e quindi siamo molto contenti perché si sta valorizzando un progetto che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu presente a questa iniziativa, lo moderi e sei un partner attivo, ti occupi da tanti anni di turismo, ecco quanto è importante oggi sostenere il turismo sostenibile. È l'aspetto fondamentale perché oggi, dopo in questi 2 anni, nel periodo della post-pandemia, pensare a nuovi segmenti di mercato che possono accomunare l'esigenza delle imprese così come l'esigenza del mondo sociale diventa un aspetto estremamente importante. Quindi io direi sostenibilità e accessibilità insieme alla cura per tutto il turismo dei disabili diventano i segmenti su cui puntare per il prossimo futuro.